Ecco, da cosa nasce l'idea di questo primo convegno dal tema il patrimonio culturale intangibile e la sua salvaguardia, che ricordiamo si svolgerà sabato 15 ottobre presso il Museo regionale Griffo di Agrigento? Diciamo che questa è un'idea che coltiviamo da moltissimi anni, dal momento in cui l'UNESCO nel 2002 fece una convenzione riguardo i patrimoni intangibili, culturali, immateriali e quindi sulla salvaguardia e cosa si intende fare per salvaguardare le tradizioni popolari che sono la storia e le radici dei popoli. Che succede? Che il CIOF mondiale, in questo senso, essendo partner dell'UNESCO, ha voluto e ha dato un grande contributo con i suoi festival, con i suoi gruppi folclorici, con le organizzazioni che annualmente avvengono sotto l'egida del CIOF. E allora attraverso il CIOF internazionale e il CIOF nazionale, con il suo presidente Francesco Mallozzi, ci siamo impegnati per fare realizzare questo evento qui ad Agrigento, che è patrimonio materiale dell'UNESCO per la sua Valle dei Templi. Quindi un sito che ben si presta per quella che è il convegno stesso e la tematica del convegno. Ecco, spieghiamo cosa vuol dire CIOF, magari per chi non è ferrato nel settore. Il CIOF letteralmente significa Consiglio Internazionale del Festival del Folklore nel mondo. La sua funzione. Quindi la sua funzione è quella di veicolare tutto quello che dai gruppi attraverso i festival che si svolgono in tutto il mondo. Considerate che sono circa 90 i paesi associati e affiliati al CIOF, quindi c'è l'intero quasi la stragrande maggioranza degli stati che ci sono, e in tutto questo dei 5 emisferi ci sono questi festival, e attraverso questi festival viene pubblicizzata e propagandata quelle che sono le culture e le arti tradizionali di tutti i popoli. Gioacchino, tu sei un'icona del folklore agrigentino da sempre, un'iniziativa importante, ma perché questa iniziativa proprio ad Agrigento, capitale del folk, anche se la sagra da qualche anno non si fa, il festival non si fa anche per motivi epidemiologici? Perché? Appunto perché Agrigento è la capitale del folklore, quindi non c'era posto migliore per poter organizzare un convegno sul patrimonio intangibile dei beni immateriali, e quindi poi la Valle dei Templi, insomma il museo Griffo dove si farà il convegno, e il Palacongressi dove faremo pure il forum, che sono stati invitati tutti i gruppi folclorici della Sicilia. Quindi è prevista anche un'esibizione? No, solo un convegno, momenti proprio di discussione e di fare conoscere effettivamente che cosa significa patrimonio intangibile dell'UNESCO. Ecco, si farà qualcosa il prossimo anno secondo te in merito al festival? Ma lo spero tanto, perché purtroppo con questa pandemia che ha distrutto un po' tutte le nostre aspettative, e quindi tra l'altro c'è anche un po' di crisi anche attraverso i gruppi, perché purtroppo ormai i giovani, essendosi allontanati per questo periodo, insomma, è difficile andare a recuperare. Ma a livello internazionale sono riprese le attività folcloristiche? Sì, diciamo che in sordina però sono riprese, ecco. A livello nazionale, come CIOF Italia, quest'anno si sono svolti l'80% dei festival. Ecco, voi avete partecipato a qualcuna di queste recentemente? No, assolutamente no, purtroppo, perché come dico c'è questa mancanza di personale, ecco. Direttore, un'iniziativa importante, questo primo convegno sul patrimonio culturale internazionale che si svolgerà qui ad Agrigento il prossimo sabato. Un appuntamento importante, in linea un po' con l'attività del parco nello specifico, perché da lì viene quello che abbiamo pensato negli anni scorsi, quando è stato possibile organizzare il Festival del Mandorlinfiore. L'impressione è che abbiamo voluto puntare non solo sul folklore, ma sui patrimoni intangibili, e quindi sulla eredità immateriale, che è un aspetto culturale che va salvaguardato e di cui siamo felici che oggi se ne possa parlare in questo approfondimento che ci sarà in settimana per il convegno. Quindi cultura a 360 gradi,
non solo archeologia e paesaggio, ma usi, tradizioni e peculiarità di ogni singolo popolo, di ogni singolo abitante di questa terra, che fa parte di un patrimonio che dobbiamo salvaguardare, conservare e valorizzare. Questi sono i tre aspetti che metteranno in luce questo approfondimento che abbiamo previsto fare, nella speranza che si possa riprendere l'attività anche con il Festival del Mandorlo in Fiore, e probabilmente ci saranno le occasioni a partire dal prossimo anno. Ecco, ci sarà qualcosa, ci anticipa, dopo il blackout della pandemia possiamo ritornare a parlare di una nuova edizione del Festival, direttore? Noi siamo stati negli ultimi anni gli organizzatori che ha proposto l'idea progettuale, ma il Festival è del Comune di Agrigento, a cui spetta la parola iniziale, se dover proseguire, iniziare, riprendere le attività. Abbiamo cominciato, ho avuto qualche notizia dal Comune, aspettiamo che il Comune prenda le proprie decisioni. Presidente, direttore, scusi, oggi anche un'iniziativa didattica con l'illustrazione che farete di ciò che sono state le scoperte. Sì, al quartiere ellenistico romano non finisce mai di stupire e di farci vedere delle scoperte importanti. Lo avevamo fatto nei mesi scorsi all'interno di una casa importante, un crollo ha sigillato, fermato in un momento storico particolare quell'abitazione, che racchiude dentro di sé dei pavimenti meravigliosi. Avevamo trovato un pavimento già al piano terra, il crollo ulteriore e lo scavo e l'approfondimento fatto con l'Università di Bologna e con le nostre archeologhe, a cominciare dalla dottoressa Parello, hanno messo in luce il crollo del primo piano, un pavimento meraviglioso che oggi sarà portato alla visita e si potrà dialogare con le persone che sono allo scavo e che stanno continuando questa pregevole operazione che non finisce mai di stupirci. Un evento importante che lei modererà, coordinerà, ecco, perché è importante secondo lei? Dal suo punto di vista qualificato, ovviamente. Ovviamente perché il patrimonio culturale è qualcosa che non può sparire, la dobbiamo gestire, la dobbiamo, non parlo bene italiano ma spiego come posso, lo dobbiamo curare, ecco, quindi e che posto più bello di farlo che Agrigento. Ecco, tra l'altro lei è dal suo punto di vista, diciamo, da persona straniera, lei di dove è originaria? Di Bologna, ma infatti sono da Belgio. Sono nata in Bologna, ma poi mi sono trasferita. Infatti, come prima turista, ora ormai agrigentina di adozione, sono innamorata della Valle e per questo voglio fare questo lavoro anche per la Valle, per il patrimonio culturale immateriale.